Io sono Lorella Bertoldo, con mio fratello gestiamo un'attività di produzione di porte e finestre in legno e di articoli di arredo. Noi esercitiamo questa attività da circa 40 anni, di mio papà che aveva questa azienda ancora dagli anni 60. E lui non ha potuto insegnarci niente perché purtroppo è morto, che mio fratello aveva 14 anni e io ne avevo 20. E noi abbiamo pensato di continuare la sua attività anche se eravamo un po' inesperti, perché ci sembrava così di fare un po' rivivere ancora la memoria del papà. All'inizio non è stato tanto facile, ma insomma con tanta buona volontà ci siamo riusciti, con l'aiuto di qualche persona buona che, vedendo la nostra buona volontà, ci ha aiutato. Ho pensato di fare questo progetto per dare la possibilità a mio fratello anche un po' di mettersi un po' in gioco, di farsi conoscere, perché mio fratello è un gran lavoratore, ha fatto tanti lavori particolari e ho iniziato questo percorso perché se lo facevo io lo faceva anche lui. Sono Bertoldo Walter, sono il fratello di Lorella e ho iniziato questa attività una quarantina d'anni fa e mi ha sempre gratificato il lavoro, sebbene che non c'era le mie idee lavorative, però mi ha dato il permesso di viaggiare, di comprarmi quasi che io avevo visto. Sono contento. In questi ultimi anni ci siamo accorti che dovevamo cambiare modello di business, perché da un'attività di tipo quantitativa dovevamo passare a un'attività più sartoriale. Furono tutti recuperi storici e tutti lavori un po' particolari che si lavora a mano libera, perché le macchine non sono in grado di fare determinati lavori, sempre sul settore pubblico, oliviglie antiche, serramenti, balconi, ma soprattutto caporti in legno massello. Amico imparà da un amico del mio papà e adesso sono in grado di risolvere qualunque problema e creare un serramento modello antico, si porta in stile moderno con le caratteristiche normative, però il fattore visivo esteticamente dall'esterno pare una finestra antica. Ce la vediamo dura invece sotto l'aspetto di tramandare la nostra attività alle nuove generazioni, perché purtroppo non riusciamo a trovare giovani che vogliano intraprendere un'attività come la nostra. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché sono Bertoldo di cognome, Bertoldo è un hobby senza titolo e manco con un po' di prestigio, perché le mie mire è diventare cavaliere del lavoro e ora ho seguito questa pratica che intanto divento maestro e poi 40 anni di carriera su edifici antichi, spero il titolo di cavalierato. Bertoldo acquista titolo. Con Confartigianato era già iscritto mio papà, ci siamo sempre trovati bene e anche perché ultimamente come un collaboratore, perché ci segue per tutte le nostre pratiche e ci dà risposte immediate, ci dà la possibilità di lavorare e di non avere pensieri, e quindi avere qualcuno che in un certo senso un po' ti fa da scudo, secondo me è una cosa importante, almeno ti senti di lavorare tranquillo. Non posso dire niente, se 45 anni prima da mio papà a noi altri che siamo iscritti, penso che se la successione non andava bene, la galleria cambia, ma non posso dire niente, anzi sono contento. E quindi artigiani sempre sul pezzo. Artigiani sempre sul pezzo.